Agrigento è l'applicazione della tassa di soggiorno a decorrere dal prossimo 15 luglio. Ascoltiamo in proposito il presidente dell'ABBA, l'associazione Bed and Breakfast di Agrigento, Carmelo Cantone. Anche se l'amministrazione comunale sembrava orientata a far partire la tassa di soggiorno dal 1 gennaio 2018, sfruttando la legge di stabilità del 21 giugno scorso, cioè che ha eliminato il blocco imposto ai comuni di istituire nuove tasse, noi come ABBA ne accettiamo, ma con riserva, questo anticipo di questa tassa. Ieri infatti ho voluto incontrare personalmente il sindaco Firetto per manifestargli qualche perplessità in merito, e le principali sono tre. Intanto noi siamo d'accordo sull'attivazione della tassa, ma che questa non debba però essere applicata oltre 3 giorni di permanenza in città, cioè applicare la tassa sì ma solo per 3 giorni, altrimenti sarebbe controproducente per il richiamo del turismo, in particolare per le famiglie che stanno più tempo, e si rischia solamente quindi di alimentare il famoso turismo mordi e fuggi. Noi B&B infatti stiamo lavorando da anni per prolungare i pernottamenti in città. Un altro punto esposto dal primo cittadino Firetto è il provvedimento che è reso immediatamente esecutivo dalla data del 15 luglio. A parte che siamo stati convocati ufficialmente per il 10 luglio e quindi bene che va posso convocare io un'assemblea giorno 11, quindi in 3 giorni si devono adeguare tutti i nostri soci, non mi pare corretto. I gestori di strutture ricettive non hanno avuto il tempo materiale per documentarsi, comunicare agli ospiti l'avvenuta tassa, cioè l'immissione della tassa, e di fatto avevano già molti ospiti di questi una prenotazione per il 2017 che non prevedeva un'imposta che adesso va pagata. Le prenotazioni e le trattative fatte per questo periodo non tenevano appunto conto della tassa di soggiorno. Dovremo adeguarci ed evidentemente non faremo una bella figura con i nostri ospiti, visto che lo vedranno come un costo non previsto e l'accordo era stato raggiunto su basi differenti. Oltretutto il Comune non ci ha ancora fornito della modulistica necessaria, il materiale informativo, insomma tutto quanto necessario per l'esazione. Non essendo in nostro possesso, quindi, siamo impossibilitati a poter adempiere all'incarico. Abbiamo bisogno di saperne di più, quindi ci occorre un po' di tempo in più. Siamo fortemente in ritardo e per questo rischiamo recensioni negative dei turisti, e questo andrebbe a discapito delle nostre strutture. Ma la domanda che tutti ci fanno è una in questi giorni. Una volta applicata la suddetta imposta, quale sarà il vero destino di questi introiti? Ora noi chiariamo subito che noi B&B non vogliamo essere relegati al solo ruolo di esattori, ma ci sentiamo partner di questa grande operazione finanziaria. Noi aiuteremo l'amministrazione affinché i soldi che ne deriveranno siano ben spesi. Vorremmo poter fare proposte e concordare insieme tutti gli interventi necessari per il bene della città di Agrigento, quali segnaletica, decoro urbano, manifestazioni, manutenzione, eccetera. Infine ci auguriamo che questa prematura scelta di iniziare adesso a stagione inoltrata non sia soltanto una strategia per mettere una pezza a buchi di bilancio o a casse comunali ridotte al verde. Noi saremo vigili. Tutti i gestori non vogliamo essere strumento di guadagno e sperpero, ma semplici e veri collaboratori e autori di proposte che possano incrementare il turismo e il benessere della città di Agrigento.